Se il Veneto, come dicono i numeri, è la prima regione turistica in Italia, lo si deve certamente ad un'offerta che soddisfa ogni tipo di aspettativa. Mare, monti, lago e città d'arte, ce n'è per tutti. Ma un contributo decisivo è dato certamente anche dalla promozione turistica. Cambiano oggi però le strategie comunicative come pure i pacchetti turistici, perché chi va in vacanza si attiva in modo diverso rispetto al passato ed emergono nuovi desideri. Lo chiamano turismo esperienziale. Rientra tra le nuove aspettative del turista che nel corso di una visita, o a maggior ragione di una vacanza di più giorni, va alla ricerca di occasioni che gli permettano di avere un rapporto più stretto con il luogo che lo accoglie, conoscerne le tradizioni, le attività, i prodotti alimentari e se può cerca di relazionarsi con le persone del posto. Le imprese artigiane possono convenientemente intercettare questa tendenza perché è un'opportunità per vendere i propri prodotti, da modo di far vedere e far capire quale lavoro ci sia dietro ad una creazione artigianale e quindi di trovare nel potenziale acquirente una maggiore disponibilità a spendere. Consente, in alcuni casi, di avere anche un reddito aggiuntivo attraverso l'offerta di corsi formativi. Per quelli che entrano in quest'ottica diventa indispensabile far conoscere la propria offerta e per questo Confartigianato Veneto, attraverso una sinergia tra il proprio portale discoveringartigianato.com e vivovenezia.com, offre servizi per accompagnare le imprese interessate a promuoversi inserendo la propria offerta all'interno di pacchetti turistici dedicati a coloro che, in numero sempre maggiore, si organizzano autonomamente la vacanza. Il turismo è cambiato, il turismo organizzato sta sempre decrescendo di più. Un dato, i tedeschi sono il primo mercato, no, su tutto il Veneto, solo il 9% di loro viaggia con un turismo organizzato. Cosa vuol dire? Tutto il resto si organizza da solo. Compra da solo un alloggio su Booking o da altre piattaforme, prende il volo e arrivato sulla destinazione non sa cosa fare e ovviamente sceglie un posto perché sa cosa fare e le cose particolari. In questo contesto il Veneto è la forza artigianale che ha, che è incredibile, la storia degli artigiani hanno a raccontare la storia del Veneto, quindi entrare in una bottega per un turista ma anche qualcuno che ci vive è favoloso. Come le imprese possono quindi intercettare questi nuovi bisogni e queste aspettative? Infatti la grande difficoltà è di fare un ponte tra l'offerta e la domanda. La sfida del turismo artigianale è quella di inserirsi nell'offerta turistica generale. Se io scrivo cosa fare a Vicenza, trovo subito la visita all'artigiano. Non ci ho pensato, ma la vedo e la compro. Quindi ovviamente questa è la nostra sfida è di digitalizzarsi perché il 90% di chi cerca informazione lo cerca su internet e il 70 compra anche l'attività su internet, quindi bisogna aiutare gli artigiani sia ad aprire le loro botteghe sia a entrare nel mercato dell'online. Ovviamente si aiutano gli artigiani all'inizio che non sanno gestire per forza la vendita online, noi si prende il telefono, ci sei tal ora, tal giorno e si li aiuta ad entrare in questo mondo, l'ottica che in poco tempo, nell'arco di 1 o 2 anni, sappiano gestire direttamente la vendita online, ecco. Il turismo è uno dei fattori economici che in Italia ha una crescita ancora costante, nonostante il periodo che conosciamo tutti, ahimè, di cambiamenti, non più, come si diceva una volta, di crisi. Quindi è un'occasione unica e irripetibile per le aziende di Confartigianato di tutti i settori, perché ricordiamoci che il turismo è trasversale, colpisce tutti i settori. È in crescita costante, il 2016 si è chiuso per la Regione Veneto, dati ufficiali, con oltre 60 milioni di presenze, con un più 10%, e i primi mesi 2017 sono ancora positivi, quindi sfruttiamolo.